Si chiude un anno anche in temi di ambiente e territorio. Quali considerazioni fare anche in vista di altri 12 mesi che si prospettano molto complessi? Allora, abbiamo lavorato molto sul rinnovo dell'accordo quadro ANCI-CONAI, supportando la Commissione Ambiente Nazionale anche con dei tecnici provenienti dal Veneto. L'accordo non è ancora concluso e confidiamo di portare a casa più soldi per il nostro territorio. Impegnati molto sul piano casa e sulle leggi urbanistiche che la Regione sta portando avanti. Sulla legge casa ci sono state diverse problematicità e preoccupazioni, vedremo come risolverle nel 2014. Per quanto riguarda il 2014 dovremo affrontare il nuovo piano regionale per le attività estrattive, su cui entro gennaio dovremo presentare delle osservazioni, e abbiamo inoltre la nuova legge che sta venendo avanti sull'uso del suolo, che metterà ulteriori limitazioni ai poteri dei sindaci in campo urbanistico, però vedremo di concertare con la Regione un testo che possa soddisfare tutte le esigenze del nostro territorio, della nostra gente.